Signore e signori, buonasera e benvenuti. Questa sera viviamo il concerto di Natale del 25 che celebra 10 anni di attività della banda musicale Città di Modica Belluardo Resolelli. Siamo a Sant'Elena, in una zona che conserva il fascino della campagna modicana, fatta di aria pulita, aria secco e soprattutto di una comunità viva, con una parrocchia attiva e tanti giovani. Stasera ce ne va pure bene, pazienza. Portare qui la nostra musica non è casuale, ma è una scelta precisa. La musica deve arrivare ovunque ci siano persone pronte ad ascoltarla e a viverla. Anche questa sera, come le sere precedenti, ho scelto di presentare io. Non per protagonismo, ma perché questi 10 anni di banda ho vissuto io in prima persona questo percorso, insieme a mio fratello, al presidente Canardi, al direttivo, ma principalmente io. E insieme a tutti loro, ragazzi che vedete seduti davanti a voi, alcuni presenti sin da 10 anni fa, dall'inizio, altri arrivati strada facendo. Il filo conduttore è stato e sarà sempre lo stesso: le emozioni che la musica riesce a dare e che proviamo a trasmettere a tutti voi. Il mio guadagno stasera, come tutti questi anni, è la loro musica e soprattutto i vostri applausi, le parole di incoraggiamento che mi hanno aiutato, che ci hanno aiutato ad andare avanti anche nei momenti più difficili e a volte anche le critiche che quando diventano occasioni di crescita sono ben accette. Permettetemi un ringraziamento sincero al presidente Gianluca Natardi, che questa sera purtroppo non è qui con noi per impegni lavorativi, per il suo lavoro costante e silenzioso che rende possibile tutto questo. Un ringraziamento al maestro Sergio Civello, mio fratello, che stasera ascolteremo all'organo e al pianoforte, presenza fondamentale di questo progetto musicale e umano. Un ringraziamento particolare va a Don Gianluca, parroco di Sant'Elena, per aver accolto con entusiasmo e disponibilità questa serata di musica, ma va anche all'Assemblea regionale siciliana, nella persona dell'onorevole Ignazio Abate, per il sostegno all'iniziativa. Detto ciò, cercherò di ridurre al minimo le parole per lasciare spazio a ciò che conta davvero: la musica e le emozioni, le nostre, le loro, cioè di chi suona, e soprattutto le vostre. Le vostre emozioni arrivano sul palco attraverso il silenzio, l'ascolto, l'applauso, e noi cercheremo di restituirvele amplificate. Vi chiedo dunque di spegnere cortesemente i cellulari, niente foto, niente riprese. Viviamo questo momento qui e ora, dal vivo. I video li vedremo dopo e adesso ci lasciamo semplicemente attraversare dalla musica. Buon ascolto. Apriamo il concerto con Gladiator, una delle colonne sonore più celebri del cinema moderno e composta da Hans Zimmer, nell'arrangiamento per banda di Frank Bernays, con l'aggiunta degli archi con un mio adattamento. Saremo e sarete trasportati nell'etica atmosfera dell'antica Roma, tra eroismo, pathos ed emozione. A voi il complesso filarmonica della banda Città di Modica in Gladiator. Buonasera.
proseguiamo il concerto con un brano in particolare, La Resole, di Ennio Morricone. E questa sera, anziché la voce del soprano a fare quasi da eco al suono caldo dell'oboe del maestro Angelo Palmieri, per quale facciamo un applauso. Ci sarà la chitarra di Mario Cappello, un applauso pure a lui. E semplicemente questo brano lo dedichiamo al maestro Sergio Cappello. Un applauso.
prossimo brano è Marcia per dopo la messa di Vincenzo Petrani, pagina brillante della tradizione organistica italiana, e metteremo in luce con questo brano la stretta collaborazione, per così dire, fra uno strumento particolarissimo che è il più completo degli strumenti, l'organo, e una formazione come la nostra. Qualsiasi brano per organo si può, soprattutto quelle scritte per organo barocco o per l'organo cosiddetto organo orchestra, come quello che abbiamo a San Giorgio per esempio, e può essere trascritto molto semplicemente per una formazione bandistica, perché è piuttosto completo, ci sono tutte le voci presenti appunto in una banda. Allora abbiamo il maestro Sergio Civello ad eseguire Marcia per dopo la messa, il complesso filarmonico della banda Città di Monica. Il prossimo brano non ha quasi bisogno di presentazione, l'Alleluia di Cohen. Chi ha bisogno di una presentazione in realtà è Gianella Cicero, che canterà, sarà la voce che stimola le nostre emozioni. E al pianoforte il maestro Sergio Civello. E naturalmente il complesso filarmonico della banda Città di Monica.
ed era la voce di Gianella Cicero. Adesso A Fistful of Dynamite, sempre di Ennio Morricone, no, mi giro a guardare perché chi è venuto negli altri concerti lo sa, perché mi bacchettano per l'inglese, giustamente, però stavolta mi hanno fatto cenno che ho detto bene. A voi sempre il complesso filarmonico della banda Città di Monica.
segue Cantique de Noël, è un canto natalizio composto da Adolphe Adam. Lo eseguiremo però questa sera strumentale. Torna alla chitarra mio nipote Mario. A voi adesso sul canto cerimonica il Cantique de Noël.
brano che ascolterete ora è When a Child is Born, è una melodia di grande dolcezza e speranza che parla della bellezza di una nuova vita. Se prima abbiamo dedicato un brano al nostro caro maestro Sergio Carlucca, questo brano vogliamo dedicarlo al maestro Giovanni Casconi, che purtroppo non è più con noi, che suonava l'eufonio e il trombone antico, e probabilmente in questi concerti sarebbe stato qui con noi. A lui va un applauso. Abbiamo voluto dedicare questo brano a Giovanni perché questo brano cantano degli strumenti particolari, quali il trombone antico, Salvatore, Tonino e Maria Giovanna Alzati, vi facciamo vedere il trombone antico. Alziamo lo strumento a tiro perché proprio si tira, c'è una culisse, si chiama una culisse in tubo che si tira per allungare lo strumento o accorciarlo. Più lungo è lo strumento, più grave è il suono, più è corto lo strumento, più è avuto il suono. E questa è la regola della natura, no? Perché un uccellino emette un suono acuto, perché? Perché è piccolino, la cassa armonica, la cosa è piccola, le corde vocali piccole, non solo quelle degli uccellini che si chiamano, però è tutto. Se prendiamo un bue, fa un suono grave, capite? Tutto così, ecco perché la tuba che la suona Andrea Sudano, quella che la sua tuba non è il trombone, no, lo chiamiamo trombone, facciamo ascoltare un suono grave. Ecco, così come lo suona anche Daniele, c'è Davide, c'è Purivani che suona tuba. Invece se prendiamo l'ottavino, a proposito di uccellino, è quello. E capite bene che non puoi mettere il suono della tuba, ma nessuno mette. Capite? Quindi più piccolo lo strumento, più acuto il suono, no? Dopo l'ottavino abbiamo il flauto un po' più grande, come c'è Serena che fa anche degli assoli, banda. Se ne facciamo ascoltare il flauto, la differenza tra ottavino e flauto sembra uguale e simile, ma in realtà è più lungo e il suono è più grave. Anche questo. Se invece lo suona l'ottavino, le stesse note, capite? Le stesse note, ma differenza di ottava. A voi il complesso filarmonico della banda cittadinotica in una cera di figura.
Le altre sere ho fatto vedere pure l'eufonio, qual è, no? C'è il maestro Mangiameli con l'eufonio, eccolo là. Insieme ai suoi due allievi, che sono allievi della banda musicale, il maestro Mangiameli che sta incontrando la banda musicale. È la volta di un altro brano natalizio, White Christmas, e alla voce ritorna Gianella Cicero, la accogliamo con un applauso. Nell'arrangiamento del maestro Sergio Cirello.
il momento di dare voce ad un altro strumento principe della banda, che è il clarinetto. Al clarinetto solista stasera c'è Simone Cerruto, ma che facciamo un applauso. Che ci farà ascoltare il solo della Califfa di Ennio Morricone, solo che al quale poi risponderà dopo, nuovamente con il maestro Angelo Palmeri. Naturalmente i clarinetti però non si esauriscono con Simone, perché abbiamo Ilari, abbiamo Martina, abbiamo Valentina, Davide e così via. Abbiamo il maestro Paolo Vernò, il maestro Davide Farrugia, la maestra Valentina Gabbione. Sono dei maestri sparsi qui, tutti amici della nostra banda e anche amici miei. Un applauso ancora al complesso filarmonico della banda Città di Monica che vi fa ascoltare la Califfa.
Adesso nell'arrangiamento dell'amico e del maestro Fulvio Re ascolteremo ad est Fideles Noeta con la nostra Gianella Cicero. Un applauso. Ad est Fideles. Un altro strumento particolare in banda è il corno. Il corno anticamente, sin dai tempi non ancora era fatto con l'osso, no? Serviva da richiamo e quindi la destra fidelis è lo strumento per eccellenza per richiamare la gente, le persone ad andare ad adorare questo Dio. Ecco che viene utilizzato il corno, le trombe e i tromboni. Facciamo vedere come il corno non sono si chiama. Con il cuore insieme ai tromboni e alle trombe sentirete l'effetto del richiamo. Lei scoccia prendersi, stare qua e prendersi gli applausi, però io stavolta l'ho fregato perché tengo la mano e mi pronto a scappare. Faccio bene? Ho la supervisione del primo violino, il maestro Pilati, facciamo un applauso per lui. Il brano che segue è un brano scritto appositamente per organo e banda, mentre quello che avete ascoltato precedentemente era una trascrizione per banda. Questo è nato esclusivamente così come lo ascolterete. È stato composto da un nostro conterraneo che è il maestro Salvatore Bembari di Comiso, col quale ho una profonda amicizia e un legame
sin dai tempi dell'adolescenza. E ha composto tutto questo brano con la lungimiranza e la speranza che possa essere eseguito almeno una volta con uno degli strumenti che abbiamo nelle nostre chiese. Si adatterebbe benissimo con l'organo di San Giorgio o con quello di San Pietro. Chissà che questa cosa prima o poi non si avvererà. Purtroppo gli organi attualmente sono in condizioni un po' disastrose e quindi vediamo qui abbiamo il nostro onorevole che magari ci stiamo lavorando non per poi in realtà con lui. Facciamo un applauso perché se siamo qui e grazie a lui e a Reggio Emilia che ci ospita. Suite sinfonica per organo e banda del maestro Salvatore Schembari. Ci accontentiamo dell'organo elettrico solo per il momento, mi permetto di scherzare per voi, anche con lui ci conosciamo da tempo. E all'organo elettrico il maestro Sergio Cirillo. A voi il complesso di armonico della banda Città di Monica in suite sinfonica per organo e banda.
E naturalmente questo applauso per tutto il complesso filarmonico della banda Città di Modica e per il maestro Sergio Cirillo. E naturalmente anche al compositore, perché solitamente siamo abituati a suonare musica di compositori che non ci sono più, ma Salvatore Schema fortunatamente è ancora qui con noi, è giovane, vivo e vegeto, quindi problemi non ce n'è, e continua a scrivere perché è un compositore molto prolifico e che compone bellissima musica, e questo ne ho esempio. Fra l'altro qui stasera con noi abbiamo anche il figlio, con il cornetto basso, Giovanni, anzi Giovanni, prendi l'applauso per il lavoro cantante. Questo brano era anche un po' impegnativo, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto ritmico, del sigla, per quanto riguarda le trombe, quindi io farei anche un applauso alla sezione delle trombe, a Giulio, a Angelo, a Canale, a Giuseppe, a Piero. E adesso è il momento di Anonimo Veneziano, è un brano che non si sente spesso nei concerti di Natale, però a me è piaciuto inserirlo perché crea una bella atmosfera e dà spazio e sfogo ai nostri pensieri, alle nostre belle fantasie e soprattutto alle nostre emozioni. L'introduzione è piuttosto ampia, è affidata nuovamente al maestro Sergio Cirillo al pianoforte, e il canto dell'uomo è al maestro Angelo Palmeri. Poi il complesso filarmonico della banda Città di Modica in Anonimo Veneziano. E con questo brano vi salutiamo.
Ho sentito che qualcuno ha detto bis, però dovete essere di più a dire bis, o volete un bis. Però prima del bis volevo espletare delle cose che solitamente si fanno alla fine, facciamo ora. Allora, io pregherei una delle due mie figlie, una a caso, non so dove sono. Ah, sono al sopra. Va bene. Scendi via. Qualcuno la prende giù dopo che ha rotolato. Mara, la accompagni per favore a prendere. E in fondo. E dato che chiamiamo nuovamente Gianella Cicero, un applauso, abbiamo un piccolo pensiero. In realtà l'ho un po' nascosto e non so se l'ho trovato nascosto perché già era proprio di fronte alla porta, mi pare che sta Gioele, vai a vedere dove lei è. Ecco, no, quello, no, il bouquet, uno ce ne vuole. E un po' di classe si usa dire umana e facci tu, no? Ecco, oh, applauso a Miriam. Ancora una cosa e in realtà adesso c'è un'altra sorpresa, perché mi sembrava giusto onorare anche tutte le altre donne presenti in banda. Quindi intanto Mattia si alza Mattia, si alza Gabriele Boscarino, si alza Daniele, si alza anche Andrea, Ivano, si alzano Flavio e Dino, un po' di maschietti, il maestro Paolo Bernò, Davide Farruccio, si alza Simone, si alza Biagio, si alza Tonino, si alza anche il maestro Giuseppe Zissa, per favore, posano uno strumento se ce la fai, un po' forte. E qualcuno dei corpi, ok, andate di là, ok? E prendete un fiore ciascuno e lo doniamo alle ragazze, ok? Tutti insieme. E sono quelli che avevano preso prima, vediamo se la ritrovate. Poi ritornare non fare un bis. Casomai ne prendete anche due ciascuno. Eccoli che arrivano alle ragazze, dai. Eccoli che arrivano. Una casa. Potete darla a tutti, quindi magari prendete due ciascuno, o si alza qualcun altro. Gioele, alzate pure tu e prendete un fiore con te. Prego. Ecco. E il primo violino potrebbe prenderli anche per i violinisti, almeno fare qualcosa, cambiare solo l'applauso. Scherzo, perché siamo molto bravissimi. Anche tu vai, tu ridi, ma aiutate, lo scusi. Ci troviamo tutto il tempo. E perché il militare non si fa più, perché altrimenti nei test psicotitudinali ci sarebbe la domanda: fai il fioriale, ti piacciono i fiori, così tu non puoi rispondere.
Un applauso a tutte le donne presenti nella banda che questo Andrea c'era pure per la moglie dell'onorevole, in realtà, oggi può votarsi. Perché ricordiamoci che le donne sono il motore della musica, ma sono il motore di tutto, e le donne non vanno sfiorate nemmeno con un fiore. Il fiore va donato alle donne, non serve nemmeno a nessuno. Questo è quello che dobbiamo fare. E adesso, visto che qualcuno aveva reclamato il bis, però io ho pensato, perché non mi faccio mancare mai nulla, un bis diverso, un bis che non è una ripetizione di un brano eseguito durante il concerto, ma è un brano che stasera ancora non avete ascoltato e che nella sua semplicità e anche nella sua poesia testuale ci riporta a delle emozioni semplici, le emozioni delle piccole cose, della natura, di un airone che vola. A voi il complesso filarmonico della banda cittadimonica in emozioni di Lucio Battisti.
complesso filarmonico della banda Città di Modena. Vi auguriamo ancora un buon anno e grazie per essere stati qui con noi. Ringraziamo ancora il Sabate, il parroco Don Giacomo Cona. Vuole dire due parole? Sì, ne approfittiamo per augurare a San Luciano un buon anno a tutti voi, ma anche portare per un minimo anche di novità, perché abbiamo finanziato anche il restauro del tetto, quindi questa è una novità che comunico, quindi infiltrazione di acqua che abbiamo a Tempesta e Tenere che dovrebbero finire, e anche l'opera di San Giorgio, quindi ancora non c'eravamo visto, quindi anche c'è questa novità, quindi il modo di comunicare anche alla comunità c'è stato proposto questo progetto come sempre del restauro del sistemazione del tetto, quindi è stato finanziato. Le prossime settimane potranno già partire da voi, tantissimi appuntamenti, quindi c'è tanto da lavorare, tanto da portare anche come di modi in giro per la nostra provincia. Complimenti ancora ai maestri e a tutti voi. Grazie Don Gianluca, vuoi dire una cosa? Vuoi concludere tu? Penso che di tutti è dire che questa sera ci avete fatto toccare un po' di cielo, perché se è vero che l'arte e la musica esprimono la bellezza appartiene a Dio, e quindi grazie per la bellezza che ci avete donato, grazie a tutti voi. Anch'io auguro a ciascuno di voi buon anno, buon cammino. È vero che l'Epifania tutte le feste porta via, ma è anche vero che ciò che abbiamo celebrato in grazia di Dio, questo non va via. Quindi facciamo fruttificare la grazia che abbiamo ricevuto in questi giorni e portiamo frutti abbondanti nella nostra vita. Grazie per essere stati presenti, auguri a tutti e buona serata.